Ciao ragazzi, ed eccoci qua, come di consueto, per un nuovo tour dei bivacchi. Oggi vi presento il famoso bivacco Col de Gai. Guardate un po', già si presenta bene, con una bella legnaia, già pronta, predisposta per noi. E guardate che vista incantevole. Almeno una trentina, quarantina di persone qua ci stanno, ma andiamo a questo punto a vedere il nostro bivacco. Pronti? Via! Ecco come si presenta. Bivacco molto accogliente. Abbiamo ancora altre tavole, sicuramente un'altra decina per tavola ci stanno. Accetta, abbiamo poi qui il caminetto, guardate che splendore questo caminetto, uno dei più belli che abbia visto. Poi sicuramente non poteva mancare la stufetta. A questo punto vediamo se c'è qualcosa anche qui. No, delle bottiglie che possono sempre servire. Cos'altro c'è qua dentro? Niente. Allora un po' spoglio di dotazione, se vogliamo c'è qualche bicchiere, qualche pentola. Andiamo a questo punto a vedere sopra, perché abbiamo anche un piano superiore. Questa botola aperta, che cosa troviamo? Ovviamente un ambiente un po' rustico, prevedo già spifferi da quella porta, ma non importa perché qui abbiamo la possibilità di ospitare almeno, direi 12 persone. E qui, a pochi metri dal bivacco, abbiamo anche il nostro bagno. Un Sevac. Quindi abbiamo proprio tutto. Questo era il famoso bivacco Col de Gai. E tu lo conoscevi? Ci passeresti la notte? Lasciamelo scritto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo bivacco. Ciao!